questa terra mia, con su coro in sanso, in un mondo antico, con storia in canto. Monte schibolant, a sos deos narende, sa bellezza des'isola, in donzi cantone si intende. Nell'isola incantata tra leggende e magie, dove i misteri si intrecciano tra miti e fantasie, un luogo senza tempo, tra Eli, Criso e Mirto, le storie di antichi dei nell'aria si respirano. Magia, leggenda, mistero e verità, in questa terra antica, in mezzo a su mare, un'isola incantata che su coro fai sognare, che los infinitos essa selvagità. Siamo ancora a Paoli Latino, in provincia di Oristano, e stiamo per iniziare le riprese della seconda parte riguardante il complesso nuragico di Santa Cristina. Siamo presso il pozzo di Santa Cristina e lo facciamo in un giorno particolare, molto vicino all'equinozio di primavera. Agli equinozi si manifesta un fenomeno molto particolare che è quello dell'ombra capovolta e che appunto vedremo in questo video. Siamo finalmente giunti all'esterno del pozzo di Santa Cristina, una costruzione perfetta di circa 3.000-3.200 anni fa. La struttura del pozzo prevede un temenos, cioè una sorta di barriera a forma ogivale che appunto racchiudeva l'intero tempio, un muro perimetrale che racchiude proprio la parte interna del pozzo, e accedendo alla struttura prima si accedeva all'atrio, dall'atrio si incontrava il vano scala per poter scendere nel pozzo, e poi oltre il pozzo si può vedere il sedile a parete che corre lungo tutto il perimetro della parte più curva del muro perimetrale e il foro della camera ipogeica attraverso il quale si riflette la luna ogni 18,6 anni. Avvicinandoci vediamo questa scala che è veramente molto particolare, in quanto non abbiamo solamente la scala che permette di scendere, ma anche una sorta di scala rovesciata che costituisce la parte sommitale e che è presente circa dal 14° gradino in poi. L'orientazione di questa scala è veramente molto particolare, dell'entrata del pozzo è particolare, in quanto è in direzione nord-nord-ovest, sud-sud-est e soprattutto durante gli equinozi in primavera e in autunno permette l'entrata dei raggi del sole con un'angolazione tale da ottenere un effetto cosiddetto dell'ombra capovolta di cui parleremo dopo. Procedendo troviamo qui anche un foro apicale che permette anche una sorta di interazione con la Luna. In effetti ogni 18,6 anni la Luna si specchia perpendicolarmente entrando da questo foro sull'acqua, sulla superficie dell'acqua, misurando sostanzialmente questo
intervallo astronomico di ben 18,6 anni, ancora ci sono diverse interpretazioni e non è diciamo così chiaro come invece lo è la misura degli equinozi che appunto avviene esattamente 2 volte all'anno e che può diciamo determinare l'inizio del ciclo della stagione culturale e la fine. Siamo scesi fino all'ultimo gradino, il livello dell'acqua rimane pressoché costante per tutto l'anno e come possiamo vedere la struttura è aggettante, quindi man mano si sale si stringe e all'interno è proprio perfettamente circolare, in modo anche qui aggettante, fino ad arrivare al foro apicale. L'area attorno al Tempio a Pozzo prevedeva anche tutta una serie di altre strutture, come ad esempio delle strutture destinate ad attività commerciali, una capanna delle riunioni, un piazzale antistante per poter effettuare le attività commerciali e anche un recinto per la custodia di animali. Quindi possiamo appunto renderci conto del fatto che non si tratta solamente di un tempio con delle funzioni religiose che è a sé stante, ma è inserito all'interno di un villaggio, di una struttura più complessa che appunto permetteva diverse tipologie di attività. Su esa luna que danza en silencio, esperas antigas sin laras de suento. Pintiquín escalinos, paso pesado, in sos misterios que s'ha affaitato. Riflesso che gioca coi suoi trucchi strani, che appende dai piedi l'ombra degli umani. Uno tempo d'antico ste svelos chi torra, canto en uraques, risona in pittorra. Fuente sagrada de Pedra Maria, tra cielo e terra e ste dos falai. Una delle tante particolarità del posto di Santa Cristina sta nella sua orientazione. Durante l'equinozio di primavera e in autunno manifesta un particolare effetto che è quello dell'ombra capovolta, quindi scendendo gradino dopo gradino la luce del sole si riflette sulla superficie dell'acqua e la proietta nella parete, quindi come potete vedere c'è un'ombra al contrario. Termina qui questa meravigliosa esperienza presso il posto di Santa Cristina. Vi ricordiamo inoltre di iscrivervi ai nostri canali social Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Alla prossima! Alla prossima! Ciao. Fuente sagrada de Pedra Maria, tra cielo e terra i ste dos falaian, dall'acqua sacra il racconto riaffiora, mondo e passato respirano ancora. Kimbe sunt passos qui sonat,
in su silenzio chi nara te contat. Santa Cristina, pedra de svelu, eterna bivet in sa terra et su chelu.